Massimo Avidori, Sì. Lasciamo perdere per il momento il referendum. Parla a Londra, la tensione è finta, le fabbriche chiudono, la politica è colpevole, il degrado aumenta, resistere, fine messaggio. Vabbè, diciamo, dopo la Brexit ci sono opinioni contrastanti, no? Si dice, ah no, è scesa la sterlina, ma loro vanno alla grande, invece altri dicono ma non è vero, adesso siamo... Sì, insomma, diciamo che è interessante soprattutto per un indipendentista guardare chi ha dato voce al popolo e ha dato la possibilità di esprimersi ad una nazione. È quello che noi indipendentisti vogliamo ottenere, ma che evidentemente in un regime purtroppo giacobino come quello italiano è molto difficile da ottenere. Si tratterebbe semplicemente di dare la possibilità di esprimersi dopo quello che succede. Per quanto riguarda nello specifico la situazione inglese, Finozzi ha citato la crescita delle borse, effettivamente è uno dei parametri che sicuramente è importante e che tende ad entusiasmare. D'altro canto è il parametro che fino adesso abbiamo guardato per dire appunto c'è crisi e di cui abbiamo discusso, la crescita e queste cose qua. Nella sostanza però è solo uno dei parametri e bisognerebbe anche vedere poi dal punto di vista istituzionale come stanno. Parrebbe che l'Inghilterra non sia pronta poi per questa Brexit, cioè è stata una bella onda dal punto di vista comunicativo, emozionale ed effettivamente poi ha sortito l'effetto che chi la voleva auspicava, ma poi nella sostanza sembra che ci siano delle difficoltà a tradurla poi in una vera uscita dall'Europa. Al di là di questo, ecco, per rimanere sull'ambito economico, io lunedì, proprio qui a Treviso, ho avuto la possibilità di assistere a quella bella Lexio Magistralis organizzata da un'industria. C'era il professor Vaciago che ha dato alcuni dati proprio dal punto di vista bancario, finanziario, economico, che così nella affollata sala dell'Oratorio Santa Croce, devo dire, sono stati accolti un po' per la capacità dell'oratore di esprimersi in modo anche molto, molto simpatico, garbato, molto significativo, ma senza mai alzare i toni, un po' forse perché c'era una discreta consapevolezza, ma di fatto i dati che ha dato Vaciago sono a dir poco inquietanti. Uno, la crisi che ci è stata spacciata per una crisi del debito sovrano in Italia in realtà era una crisi del sistema bancario. Voglio dire, tutti noi ricordiamo il terrore dovuto alla distanza fra i nostri titoli di Stato italiani e il Bund tedesco. Come dire che tutto dipendeva dal debito pubblico, in realtà il problema era proprio nel sistema bancario. Tutti noi ricordiamo che per anni ci hanno convinto che il sistema bancario italiano fosse solido, in realtà questo sistema bancario era, come poi hanno dimostrato purtroppo i vari fallimenti che ci sono stati, era molto debole perché era legato a una gestione piuttosto allegra dei crediti. È emerso anche in questo caso la responsabilità di Banca Italia negli omessi controlli e tutto è rimasto così, come se nulla fosse. La seconda cosa che ha detto Vaciago, che secondo me doveva far tremare i polsi, è stata una risposta a una domanda che era: quando finirà la crisi? Detto da un autorevole esponente dell'economia, quale il docente della Cattolica di Milano, c'è da rabbrividire. Ha detto la crisi finirà nel momento in cui gli immobili costruiti a gratis, sostanzialmente senza motivo di essere costruiti, ovvero i mutui dati con pochissime garanzie per costruire immobili che avevano poco senso di essere costruiti perché già non c'era più mercato, ecco, nel momento in cui questi immobili avranno bisogno di manutenzione strutturale e quindi necessiteranno di ulteriori mutui per essere ristrutturati, a quel punto ripartirà l'economia. Come dire che da qui a 30 anni non si muoverà niente in questo sistema Italia che
personalmente, insieme al movimento che rappresento, vogliamo abbandonare quanto prima. Per cui l'indipendenza, come si suol dire, se non arriva per moda, arriverà per fame. Massimo Vidori. Sì, beh, le ultime parole che ha detto Marzio Favero sono senz'altro emblematiche e su queste bisogna riflettere. Torno a quello che ho detto prima, ovvero questa dichiarazione pubblica del professor Vaciago, grazie, che ha detto usciamo da 15 anni, paghiamo le conseguenze di 15 anni di sbornia finanziaria nella quale bastava investire per guadagnare e il rischio di perdita non c'era. Quando si sa benissimo, è una delle prime leggi economiche che vengono insegnate, che il rischio fa parte del gioco per poter guadagnare. Tanto si può guadagnare, tanto si può perdere. Il fatto che si guadagnasse e si continui in qualche caso a guadagnare quasi in maniera garantita significa che c'è qualcosa che non funziona. Quindi le banche di territorio sono senz'altro una risorsa che deve essere recuperata. Il problema però sta proprio nel sistema che deve essere assolutamente rivisto. Mi ha molto colpito sempre all'uscita di questo convegno, così mi sono dilettato nel soffermarmi così nel cortile di questo oratorio e mi è toccato assistere a una conversazione di poco surreale. Si usciva appunto da questa reprimenda di un autorevole cattedratico. Aveva perfettamente analizzato le cause di questa situazione finanziaria, aveva perfettamente delineato quello che è il futuro del sistema finanziario e bancario, molto probabilmente nero, per un lungo periodo. Fuori in questo cortile ho assistito a questa conversazione surreale fra evidentemente un investitore, un industriale, uno che aveva sicuramente una disponibilità economica e credo di aver intuito un finanziere, in questo caso un finanziario, non so come si possa definire in questo caso, finanziere forse no, il quale gli ha detto testuali parole: lo so che tu sei preoccupato per i tuoi risparmi, per i tuoi capitali, ma se vieni da me io so come fare. È stato l'emblema di una situazione che deve essere assolutamente cambiata. Cioè, è palese che in questo sistema di cose, in particolare in un sistema di cose che prevede teoricamente un sacco di controlli, mi riferisco nello specifico alla Banca d'Italia, che poi in realtà questi controlli non vengono fatti oppure vengono fatti in maniera clientelare, è evidente che non si può pensare di costruire né una banca di investimenti né una banca del territorio. Il sistema Italia è fortemente ammalato, l'Italia è irriformabile. Il fatto del debito pubblico di 2.300 miliardi è semplicemente come si può dire, una cartina al tornasole molto ingombrante di un sistema che è fallito. Allora, o si riprende in mano il sistema economico, soprattutto il sistema produttivo, il sistema anche politico, o ha il coraggio di ammettere che questo sistema è fallito e ricominciare su basi nuove. L'indipendentismo non è come dire, nostalgia, l'indipendentismo prende solo spunto da quello che è stato un glorioso passato, ma è tutto volto al futuro. Chiudo questo intervento dicendo: in Svizzera esiste un esempio di fiscalità educativa. Ci sono cantoni che hanno per certe fasce di reddito hanno un'aliquota talmente bassa che non è azzerata, semplicemente perché ritengono che il fisco, ciascuno debba contribuire per quanto può al bene comune. Allora, i valori che sono stati citati dal mio vicino di sedia sono sicuramente perseguibili, ma in un altro sistema, certamente non in quello italiano. Indipendenza veneta.
Dicevo anche in provincia di Belluno, perché la cosa che è molto interessante di tutto questo discorso che ho fatto adesso su Venezia è che esattamente le stesse identiche parole, Finocchi potrà darmi sicuramente ragione su questo, si possono applicare per tutte le Dolomiti. Esattamente, è un ambiente particolare, costa molto viverci, c'è lo spopolamento, noi stiamo letteralmente perdendo paesi interi. A Venezia si perdono i vari sestieri, da noi si perdono i paesi. Stanno spopolando, se ne vanno i giovani, restano solamente gli anziani, senza servizi, non ci sono gli alimentari, esattamente tutto quello che ha detto lui prima. Vale per esattamente le stesse montana. identiche, a parte i tornelli che non si possono applicare sull'Alemagna, però esattamente le stesse identiche problematiche ci sono per Belluno Dolomiti. E mi fa molto piacere che Venezia riesca a farsi sentire, quantomeno sui media, però posso garantire che esattamente le stesse cose c'è bisogno che vengano, diciamo, altrettanto ben spiegate per la montagna, che è un'altra parte importantissima della nostra terra che si chiama Veneto.